La settimana scorsa 160 senatori hanno votato la legge sul cosiddetto processo lungo. Qualcuno si chiederà come mai tutti parlano di accorciare i tempi biblici per avere uno straccio di sentenza e al Senato viene approvata questa legge che allunga i tempi processuali, mentre alla Camera qualche settimana fa è stato approvato il processo corto, quello che mette una data certa per concludere il processo, altrimenti si ferma tutto e gli eventuali colpevoli saranno prescritti, liberi di continuare a delinquere. Molte volte mi chiedo se sto vivendo a mia insaputa in un paese di matti a me sconosciuto. E poi c'è questo processo. Allora, che cos'è questo processo lungo? È una vera schifezza, degna di un paese alla deriva civile. Per spiegare ciò che questa legge produrrà nel pianeta giustizia, uso una metafora di un senatore dell'Italia dei Valori, Luigi Li Gotti, il quale dice, per esempio, Totò Riina, il capo della mafia, rinviato a giudizio per omicidio aggravato dalla mafiosità, può presentare migliaia di testimoni, anche se a ciascuno di loro sarà chiesto solo se sia o no a conoscenza dell'esistenza dell'organizzazione malavitosa chiamata Cosa Nostra. Il giudice non potrà impedirlo, potendo valutare solo la loro eventuale non pertinenza, ma non se è superfluo. E tutti i testimoni dovranno essere ascoltati, perché se di 1000 preposti uno solo non viene sentito, il processo sarà nullo. E per fare un esempio più concreto, al processo sui veleni dell'Eternit, che si tiene in questo momento a Torino, le difese avevano a suo tempo chiesto di ascoltare 9.841 testimoni, che il giudice respinse. Con la nuova legge si dovrebbero ascoltare tutti con buona pace per i superstiti di chi ora è in pace perché è morto, perché il processo andrebbe certamente in prescrizione, con gli eventuali colpevoli prescritti e liberi come fringuelli. Con la legge attuale è il giudice che decide quali testi presentati dalle difese e dall'accusa siano utili al processo. Decide lui quali e quanti testimoni dovranno presentarsi a deporre. Con questa nuova legge la difesa può produrre migliaia di testimoni e il giudice dovrà sentirli tutti e così la prescrizione per l'imputato è assicurata. I mafiosi, i corruttori, gli stupratori, i pedofili, i rapinatori, i ladri, insomma i criminali, se questa ennesima porcata dovesse passare il vaglio anche della Camera e diventasse così come è stata licenziata dal Senato, legge dello Stato, brinderanno a champagne per il grazioso regalo. Così dopo i 314 deputati che hanno avuto l'ardire, e non uso altri aggettivi che mi verrebbero dal cuore per non essere querelato, per non venire querelato, di votare questa risoluzione parlamentare, quella incredibile barzelletta che diceva quando Berlusconi ha telefonato alla questura di Milano perché rilasciasse la minorenne Ruby, credeva davvero che quella ragazza fosse la nipote di Mubarak. Ora abbiamo 160 senatori che hanno votato questa porcata. Una porcata che sarà la distruzione pressoché totale della giustizia italiana, una bestialità, un insulto alla civiltà giuridica del Paese. E tutto questo perché Berlusconi, il loro padre e padrone di Arcore, deve essere salvato dai processi che incombono sulla sua testa. I suoi avvocati chiameranno a deporre migliaia di testimoni e la prescrizione per il Caimano sarà assicurata. Uno schiaffo a tutti coloro che aspettano giustizia ed un insulto ai oltre 27 milioni di cittadini che con il referendum del 12 e 13 giugno hanno detto basta alle leggi fatte su misure per l'impunità del satrapo di Arcore. Uno scandalo. Ovviamente tra i 314 deputati e i 160 senatori che hanno votato in Parlamento queste schifezze ci sono anche i parlamentari della Lega. Quegli stessi leghisti che ieri hanno votato una legge voluta da Maroni per chiudere gli immigrati irregolari, anche se non hanno commesso nessun reato, per 18 mesi nei CIE, veri e proprie carceri. Quegli stessi leghisti che parlano di tolleranza zero per i poveri cristi. Quegli stessi leghisti che per scoprire che se potessero metterebbero le telecamere anche nei bagni delle scuole per scoprire se i ragazzi fumano. Mentre a Roma votano poi queste leggi che di fatto lasciano liberi i veri criminali. Credo che quando questo schifo finirà, i dirigenti del PDL e della Lega dovranno pagar caro i danni che hanno creato al nostro Paese. Dopo gli sconquassi di questi 20 anni di cattiva, maleodorante gestione politica, ci vorranno decenni perché l'Italia ritorni ad occupare quel posto che gli spetta nel novero delle grandi democrazie del mondo. Svegliamoci prima che sia troppo tardi. Arrivederci a mercoledì prossimo.